a Rua di Feletto con la Proloco di San Pietro di Feletto e con il suo presidente. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Non posso dire ben svegliato perché sarete svegli diciamo all'alba. Che siamo quasi con un orario continuato. Esatto, oppure non siete mai andati a letto perché le manifestazioni continuano. A chi vi dice che fate solo spiedo da mangiare e da bere è sbagliato, perché insomma ci sono anche avvenimenti un po' sportivi. Prima passeggiata già effettuata domenica scorsa e adesso siamo al secondo, e qui un'escursione tra natura, arte e storia, mica da ridere. Siamo appunto al secondo appuntamento sportivo di questa 51esima mostra del vino. Oggi camminata nordic e appunto, come dicevi, andremo comunque a toccare territori di San Pietro di Feletto e del Coneglianese. Arriveremo fino alla Valbona, è una passeggiata aperta a tutti e abbiamo soddisfazione perché vediamo che con già da 3 anni fa, perché purtroppo negli ultimi 2 anni siamo andati un po' così, e abbiamo avuto appunto soddisfazione sull'aumento dei numeri dei partecipanti. E soprattutto anche per il panorama, per la bellezza, perché hai citato la Valbona. Per chi non la conosce, io suggerisco fatela ogni tanto, andateci, perché sono degli scorci veramente incredibili e molto belli. Qui si va con i bastoncini. Ma sì, diciamo che il Nordic comanda i bastoncini, è una passeggiata, come dicevo, aperta a tutti, quindi chi volesse partecipare anche comunque senza i bastoncini può farlo. È un percorso non adatto a passeggini e carrozzine, però diciamo aperta quasi a tutti, perché appunto, e dopo le nostre colline non hanno quella ripidità della montagna. Chiaro. Passeggini e carrozzine che ritroverete qui allo stand, perché poi la fermata è d'obbligo. Dopo la fermata è d'obbligo perché dopo una buona fatica bisogna consumare qualche pranzare. Esatto. E oggi appunto con lo spirito d'alta marca riusciremo a soddisfare il palato anche dei nostri sportivi. Ce l'abbiamo fatta, lo diciamo internos, perché è stata dura, forse più di camminare questa intervista. Ma diciamo che ci hanno fermato più volte lungo il tragitto, dopodiché ce l'abbiamo fatta. Dormire 2 ore a notte, i risultati sono questi. Grazie Presidente. Dal Presidente della Proloco a colui che insomma sta muovendo i fili di questa manifestazione, di questa passeggiata odierna. Tutto bene intanto? Sì, tutto bene, siamo contenti, tanta gente, tanta partecipazione. Sì. Direi che questo Nordic sta prendendo sempre di più piede, perché ha aperto la possibilità di camminare o di corricchiare un po' tutti. Sì. È anche un bene, un po' di movimento per tutti, libero, chi con i bastoncini, chi a passo libero. E vedo che la gente si diverte a conoscere paesaggi, camminare nella natura, svolgere uno sport che non costa neanche tanto. Non costa nemmeno tanto, sì, esatto, perché insomma presi i bastoncini poi uno può mettersi come vuole, no? Certo. E sarà un percorso molto, molto carino, molto bello, dicevo con il Presidente, delle zone incredibili da scoprire. Sì. Praticamente con lui siamo andati a vedere il percorso nuovo, perché lui è della zona, ce l'ha fatto conoscere, noi l'abbiamo segnalato, tabellato, e oggi vogliamo proporlo alle persone che vengono a partecipare all'evento. Però la prossima volta deve fare una promessa qui con il Presidente, bisogna farlo partecipare anche lui. Sì, sarebbe bene che però vedo che è preso già con tante altre cose, giustamente non è semplice neanche per lui. Ma per smaltire così. Per smaltire, per tornare in forma? Sì, i bastoncini li diamo noi se vuole, quindi non c'è nessun problema, no? Scherziamo naturalmente, certo. Poi è compreso la sosta qui al... Sì, praticamente ci saranno dopo 3 una buona ristori, camminata. Sì. Ma comunque lungo il percorso ci saranno 3 ristori. Allora va bene. Sì. Buona camminata. Grazie a lei.